Avanzi al tiro ed è gol, rete di Avanzi. Il numero 13 Mazzucchelli contro Brocchi, palla in rete nello stesso angolo in cui aveva realizzato per il Mantova. Avanzi, secondo rigore del Mantova nello spareggio qui a Piacenza contro l'Ospitaletto. Mutti contro Cusin, la rincorsa di Mutti, la parata di Cusin, clamoroso, proprio il giocatore più esperto, il capitano del Mantova Mutti, si è fatto parare il calcio di rigore da Cusin, mentre Nicchi di Arezzo fischia l'esecuzione di Peressotti. Brocchi spiazzato da Peressotti, 2-1 per l'Ospitaletto. Zaccheddu contro Cusin, Zaccheddu al tiro, un tiro molto forte di Zaccheddu che si infila sulla destra di Cusin. E il piccoletto Rossi, Carlo Rossi contro Brocchi, Brocchi infilato da Rossi, 3-2 per l'Ospitaletto. Cusin è galvanizzato dalla parata sul tiro di Mutti, la rincorsa di Mazzi, tiro forte centrale sotto la traversa di Mazzi, è temporanea parità, ancora Brocchi, ormai c'è solo da sperare in un prodigio di Brocchi. Tira Baiguera, palla lato, ha colpito il paro Baiguera e si ritorna in parità. A gioire sono i tifosi biancorossi, il pubblico sta invadendo il Galleano di Piacenza, serrato intervento della forza pubblica, il pubblico mantovano è entrato in campo quasi a felicitarsi per il colpo di fortuna, finalmente un po' di fortuna per il Mantova. Ora c'è Foglia un rigore assolutamente determinante, il quinto rigore, Foglia contro Cusin a braccia aperte, bomba di Foglia, Mantova in vantaggio, Aimo contro Brocchi, tiro di Aimo, parata di Brocchi ed è C1!